Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti. Innanzitutto grazie della pazienza, avete atteso qualche minuto perché c'era veramente moltissima gente che voleva vedere il film che state per vedere, tanto è vero che abbiamo dovuto raddoppiare le proiezioni di questa anteprima assoluta di Orcolat. Parto però dalla coda, da quello che avete appena visto. Avete visto l'ultimo è il trailer del prossimo film di Aspettando Pordenone Docs Fest, i film che fanno un po' da anteprima, che aprono il nostro percorso verso il festival, che sarà dal 25 al 29 di marzo. Il prossimo appuntamento è giovedì 5 marzo, lo facciamo con proprio non un'affinità di calendario, ma in occasione dell'8 marzo, della giornata internazionale per i diritti della donna. È un film tutto al femminile, si chiama The Life That Remains e ci racconta ovviamente qual è la situazione attuale nella striscia di Gaza e con il confine sempre più chiuso e con scarso dialogo ovviamente verso i paesi confinanti. E sono cose che riguardano noi, che riguardano l'oggi vero, le cose che stiamo vivendo in queste ore, fra ovviamente Iran, Israele e Stati Uniti. Da quest'anno l'avete visto anche nel manifesto che è comparso in azzurro del festival e di cui racconteremo fra qualche giorno la genesi, che a voi svelo in anticipo. Abbiamo aggiunto una piccola dicitura: documentari che cambiano il mondo. Ovviamente non siamo così naif da pensare che i film che presentiamo possano cambiare le sorti dell'umanità. Dall'altra parte però, nel lungo lavoro di Pordenone Docs Fest, arrivato alla 19ª edizione, sappiamo che i documentaristi fanno tantissima fatica, stanno sul campo, raccontano storie in maniera veramente originale, dedicando tempo, energie, fatica per portarci le storie che raccontano chi siamo davvero. Ed ecco che spiegato anche il manifesto. Il manifesto è parte anche di questa grafica che lo preannunciava e viene dal lavoro di Silvia Zenari, un nome che magari ad alcuni pordenonesi suona, è una botanica di questo territorio mancata prematuramente nel 1956, di cui abbiamo quindi un anniversario quest'anno. Come un erbario, il festival cerca di collezionare nel tempo specie, raccontare il mondo circostante per far sì che lo capiamo meglio. Ovviamente non possiamo modificare gli eventi, ma abbiamo anche quell'ambizione, magari piccola, che però viene dalle origini della storia del cinema. Il fondatore del cinema fantastico, Georges Méliès, quando si innamorò proprio commercialmente della invenzione dei fratelli Lumière, pochi giorni dopo che nacque la storia del cinema, disse: voglio questa macchina per raccontare le mie storie, ma perché mi ha emozionato un fotogramma in particolare, una serie di fotogrammi. È un film che non ci dice tanto, è un film documentario dei fratelli Lumière, il cinema nasce documentario, e si chiama Partita a carte, ci sono 3 giocatori al tavolo. I Lumière non avevano bene idea della macchina che avevano a disposizione all'epoca e che cosa sarebbe stata. E Méliès dice una cosa bellissima: non mi ha colpito l'azione dal vero, che si vedeva per la prima volta per il mondo, ma mi ha colpito sullo sfondo vedere tremolare le foglie, quelle che abbiamo noi sul nostro manifesto. Ecco, il nostro compito verso di voi è quello di poter restituire una riflessione sull'oggi, sperando di poter generare un'emozione collettiva, quel vibrare di foglie che le immagini troppo caotiche di oggi ci stanno facendo perdere. Vediamo troppo, vediamo male e ci siamo troppo abituati alla distruzione. E siamo naif, però credo che al festival, con le anteprime nazionali che presenteremo, qualcosa di importante lo potremo condividere. Il tema delle macerie, della ricostruzione, della resistenza è il tema di questa serata e riceverete una sorpresa, perché non è un ritratto contemplativo della grandezza dei friulani e della ricostruzione, lo è ovviamente anche in parte, racconta anche questo, ma è soprattutto un film che parla all'oggi, che è fatto anche da persone molto giovani e che invito subito qua accanto a me. Vi prego di accogliere con un grande applauso il regista Federico Savonitto. Grazie Federico di essere con noi. E il produttore Marco Caberlotto. Saranno con noi per introdurre il film e quindi cercheremo di dire più cose possibili per preparare la vostra visione. Partirei subito dall'inizio, facevi cenni Ampi che non si sente, vediamo. Questo sono io che pensavo di aver acceso tutto. Sapete che anche Carlo Conti lo fa in prima serata, per cui a questo punto posso fare anche qua, anche 2 microfoni, perdonate ovviamente.
Lui dice il bello della diretta, queste cose qua. Fra l'altro con questo dato di pubblico alla faccia di Sanremo, avete fatto 2 pieni. C'è più gente qui che a Sanremo. Più gente qua che a Sanremo. Va bene, torniamo al vostro film. Grazie di consegnarci questa anteprima assoluta a Pordenone, ovviamente con un significato per il territorio, replicata poi domani a Gemona, un altro luogo estremamente significativo. Federico Savonito, da dove siete partiti con questo Orcolat? Da dove parte il progetto e anche perché Orcolat proprio? Beh, allora il progetto parte forse più dalla casa di produzione, da Marco, che aveva questo desiderio di celebrare anche il 50° anniversario del terremoto e mi ha coinvolto, avevamo già collaborato su vari progetti e diciamo io all'inizio non ero sicuro di essere proprio adatto a fare questo film perché appunto ero nato dopo il terremoto, ho avuto qualche dubbio. Poi avevo avuto insomma vari dubbi anche sul come farlo. Io forse avrei voluto andare sul campo a cercare le persone che l'avevano vissuto e Marco voleva più fare una cosa attraverso le figure più riconoscibili, più famose del Friuli. Poi alla fine grazie a un dialogo, a un ascolto reciproco insomma siamo riusciti a trovare una forma che è molto complessa, direi, che tiene conto sia appunto di questi personaggi più importanti, più famosi, che fanno un ragionamento proprio sull'immaginario collettivo dei friulani, fanno un ragionamento ampio su quello che è stato questo terremoto per l'identità, per una trasformazione proprio del territorio in vari sensi, non dico né positivo né negativo, al di là del bene e del male. E poi invece tutto quello che volevo fare andando sul campo 50 anni dopo è stato reso possibile da del materiale di repertorio pazzesco che ci è stato dato dalla Cineteca del Friuli, che è sorta tra l'altro subito dopo il terremoto, è sorta in seguito al desiderio di Piera Patat e Livio Jacob di andare in giro per i paesi a proiettare film, mentre i paesi non c'erano neanche più, mentre c'erano le tendopoli, insomma. Materiale anche della RAI, di vari canali RAI, no? Sia i TG che approfondimenti, poi materiali dati da Rodolfo Bisatti, che è un regista triestino che aveva girato un film, anzi è padovano, adottato a Trieste. Comunque aveva fatto un bel lavoro sulla ricostruzione di Venzone, poi è stato fatto tutto un lavoro anche iconologico attraverso i musei civici di Udine, attraverso insomma varie fonti anche lì. E quindi ecco, il film vuole tenere insieme un po' un aspetto mitologico che è rappresentato proprio dal titolo dell'Orcolat, no? E anche secondo me dalla figura di Bruno Pizzul, che è un narratore se vogliamo epico, perché narra in fondo il suo popolo in questo film. Ho provato a osare questo cambiamento di contesto dal cronista sportivo all'Omero dei Noantri, di noi friulani. E poi niente, poi c'è stato tutto un lavoro sul presente invece, quindi c'è il presente nel film il Centro di Ricerche Sismologiche, che quindi rappresenta anche l'aspetto più scientifico in cui con cui si può analizzare un sisma, insomma, con cui si può anche cercare di prevenire danni futuri, insomma, da futuri terremoti. E poi c'è tutto il lavoro di ricerca che è stato fatto proprio sulla storia, sull'aspetto sociale, sui protagonisti, insomma, da Zamberletti a Moro, quindi quelli politici, e soprattutto attraverso quel materiale di repertorio di cui parlavo ci sono delle testimonianze reali di chi era lì a caldo, quindi insomma diciamo è stata una grande responsabilità affrontare una roba del genere, perché chiaramente si parla di un tema di grande che diciamo attraversa grandi sofferenze, insomma, reali, concrete, e quindi diciamo l'intento era quello di attraversare tutto ciò facendone un discorso a distanza di 50 anni, quindi in grado di valutare anche tutti gli aspetti successivi della ricostruzione, eccetera, con un occhio, spero, nuovo rispetto a quanto si era detto finora, ecco. Bene. Marco Caberlotto, quali sono state le sfide produttive e anche come va questa avventura che inizia con oggi, ma che mi sembra abbia già ottime premesse, no? Ci sono moltissime sale italiane che hanno in programmazione il film, sarà nei cinema dal 2 di marzo, lo ricordiamo anche qua, quindi per chi è rimasto fuori o se il film ovviamente
vi è piaciuto, potete dire, anche forse a chi non piacerà. Vanno bene tutti. Il film serve a fare, lo vedrete, serve a fare anche dibattito, è una cosa di cui dobbiamo discutere. A te, se ci ricordi, allora, insomma... sulle sfide, mi piace, giustamente Federico ringraziava la Cineteca del Friuli per il materiale d'archivio insieme alle Teche Rai, e mi piace quindi ringraziare anche Rai Cinema che ha sposato il progetto fin dall'inizio. Quindi in qualche modo dobbiamo dirlo, non è assolutamente scontato, soprattutto per una casa di produzione piccola quale siamo noi, insomma, però ci hanno creduto, ci hanno sostenuto e assolutamente non hanno voluto intervenire sulla scrittura, sui passaggi di produzione, solo dei consigli che peraltro erano cose che già avevamo deciso noi per le vie brevi noi sulla fase di montaggio finale. Le sfide produttive, come tutte le produzioni indipendenti, è la raccolta del budget, perché comunque i materiali d'archivio hanno un costo, soprattutto le Teche Rai, importante, e comunque lo vedrete, ci sono tanti linguaggi narrativi diversi tra loro che si intersecano, quindi c'è un piano di interviste, c'è un piano di interviste del passato, quindi nel materiale d'archivio ci sono delle animazioni, ci sono veramente un'animazione importante. Sì, ci sono tanti linguaggi narrativi, che significa una complessità anche produttiva importante. Vedrete, una cosa che un po' ci si dimentica di fare quando si va al cinema è di stare a guardare tutti i titoli di coda fino alla fine. Vi invito a farlo, perché comunque vi renderete conto, anche solo scorrendo la videata, vi rendete conto di quanto persone comunque ci hanno lavorato, seppur a un documentario non una cosa enorme, insomma, in termini di budget, però comunque ci sono tante maestranze, tante capireparto, tante persone che ci hanno lavorato, alcune delle quali erano presenti allo spettacolo prima, e quindi li incrocerete probabilmente a bere fuori dopo a brindare noi compresi, finalmente sul schermo. E quindi insomma questo è l'invito. Quanto ai numeri delle sale, sono positivi, siamo già a una quarantina di sale confermate, più o meno in contemporanea. Chiaramente, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, chiaramente questo elemento c'è, però sono abbastanza positivo che ci possano essere altre sale che si aggiungano in passaggio successivo. Spero anche in una buona tenitura, nel senso che se i numeri non si confermano questi, ci dicevano prima che il Visionario Udine è già sold out per lunedì, perché formalmente l'uscita in sala è da lunedì, questa è un'anteprima festivaliera, domani è l'anteprima per Gemona che ci stava. E quindi insomma ci sono dei segnali che ci fanno moderatamente ben sperare. Quello che vi invito a fare, che vi piaccia o che non vi piaccia, è parlarne, perché il cinema ha bisogno di pubblico, e se questa è la risposta, evidentemente anche il pubblico ha una curiosità in quello che abbiamo proposto noi. Certo. Poi, come vedrete, il film è ricco di testimonianze, di persone anche di calibro, e volevo proprio sapere, in questo elenco un po' lungo, anche diviso un po' a blocchi, no? Ci sono degli sportivi, Dino Zoff, Fabio Capello, ci sono i musicisti, tra cui alcuni locali, Davide Toffolo, i Tre Allegri Ragazzi Morti, Elisa. Com'è andata con questi anche VIP? Nel senso, immagino una generosità immediata per il racconto sul terremoto, o forse le cose sono state un po' più complicate, e soprattutto come li avete scelti? Allora, sicuramente c'è stata una partecipazione immediata, devo dire. Questa è stata una grande conferma, insomma, dell'importanza che aveva ciò che stavamo raccontando, perché un po' tutti ci tenevano, a partire da Bruno Pizzul, no? Che ci teneva tantissimo a raccontare il suo popolo, a raccontare il terremoto, e si è reso molto disponibile da subito. Poi vedrete, siamo andati da lui 2 volte, una volta nel 2022, perché il film ha avuto una gestazione molto lunga, e una seconda volta nel 2024, verso la fine dell'anno, perché nel frattempo avevamo riscritto il testo, ovviamente in base alle nuove ricerche fatte. Sicuramente i blocchi, sì, è vero, sono un po' in base anche, è vero, a delle figure che sono alcuni sportivi, c'è anche Manuela Di Centa tra gli sportivi, e poi ci sono alcuni scrittori, da Paolo Rumiz, che non è friulano, è giuliano, ma è stato scelto, l'ho voluto intervistare a tutti i costi, ho fatto una faticaccia in quel caso, devo dire, forse perché non era friulano, però lui aveva appena scritto un libro molto importante, si chiama Dal profondo, sui terremoti in tutta Italia, quindi aveva appena fatto un viaggio d'Italia a partire dalla Sicilia per arrivare in Friuli, raccontando come i terremoti avevano contribuito alla storia d'Italia. Vabbè, adesso non voglio parlare troppo di questo libro, però ve lo consiglio.
Poi c'è Esther Kinski, che non è neanche lei friulana, è tedesca, ma anche lei aveva scritto un libro molto bello, anche lei sul terremoto, si intitola Rombo, ed era stata un periodo lungo in Varresia ad affrontare le storie dei resiani, insomma. È stata una bella chiave di lettura anche quella, che poi è entrata in qualche modo nel film, perché in quel libro si racconta come attraverso un dramma come il sisma le persone hanno iniziato a guardare l'altro con un occhio diverso, in un posto chiuso come può essere Resia, e questa è una cosa che poi nel film rientrerà, la vedrete, insomma. E poi un altro scrittore importante pordenonese che era qui stasera, Tullio Avoledo, anche lui, insomma, ci ha dato una chiave di lettura molto interessante sia sulla tragedia che sulla ricostruzione, insomma. E poi c'è una fotografa come Ulderica da Pozzo, che aveva iniziato a fare foto proprio subito dopo il terremoto, e nel film c'ha una sua importanza perché aiuta, secondo me, a mettere a dare una forma visiva a quello che è stata poi la parte peggiore della tragedia, cioè la morte. Aiuta a visualizzare, no? Come in un funerale, quando muore un proprio caro, no? C'è bisogno di trovare una forma per questo dolore. Così come appunto la forma del dolore friulano poi viene rappresentata soprattutto dall'Orcolat, ma questo è un altro discorso. Poco fa ho ricevuto un complimento bellissimo da Davide Toffolo, quando eravamo qua sul palco. Ha detto che grazie a questo film lui è riuscito a capire un po' meglio da dove viene il suo lavoro, da dove viene proprio anche forse la sua maschera, il suo un certo modo, insomma, di rappresentarsi dei tre allegri ragazzi morti. E vabbè, anche qua non voglio entrare troppo nel discorso, magari lo vedrete voi stessi attraverso il film, se questa affermazione di Davide ha senso. E poi vabbè, ci sarebbe tanto da dire. Se posso aggiungere una piccola cosa, sempre sulla disponibilità delle persone. Sì. Noi avevamo qualche difficoltà a raggiungere, perché ovviamente oberato da mille cose, Fabio Capello, ed è stato lo stesso Bruno Pizzul a metterci in contatto, cioè era talmente dentro al progetto che ha detto no, lo faccio io. E non è un caso che il film sia dedicato alla memoria di Bruno, che è mancato un anno fa. Beh, credo che questo meriti un applauso, perché Bruno Pizzul è stata voce sportiva, ma non solo degli italiani, insomma, anche per la nostra terra, e insomma in qualche modo quest'ultima testimonianza anche proprio del suono della sua voce. Da quel che è mancato a marzo dell'anno 5 scorso, marzo, sì. Da quel che sappiamo è proprio l'ultima sua apparizione, quindi sì. Bene, insomma. quindi, ed è stato molto bello la conferenza stampa. Il figlio, uno dei 3 figli, Fabio, che ha la voce uguale. Tant'è vero che qualche sala sta sbagliando e sta scrivendo narrato da Fabio Pizzul, tipo a Milano, perché lui sta a Milano, quindi lo conoscono, e ha detto una cosa: quando tu giustamente hai dato un peso importante nella conferenza stampa alla presenza di Bruno, poi il figlio quasi si è schermito e ha detto: mio papà non avrebbe tanto amato questa cosa, ma avrebbe amato l'uso del cinema come arte, come linguaggio per raccontare quello che è stato. E questa è una cosa che mi ha colpito molto. Abbiamo fatto la conferenza stampa mercoledì e l'ho trovata molto molto bella, molto toccante. Bene, direi che con queste parole possiamo lasciarvi alla visione, perché il cinema ha un potere appunto di unire, di cambiare le cose, e l'invito d'obbligo è per il prossimo appuntamento, giovedì appunto 5 marzo. Per accompagnare il film ci saranno 3 donne, e saranno una israeliana, una palestinese e una iraniana, qua a Pordenone, in questa sala, per dialogare e dimostrare che la pace è possibile, il dialogo è possibile. Viva il cinema documentario, e buona visione con Orcolat. Grazie Federico. Grazie. Non poteva cominciare meglio di così, direi. Vi faccio i complimenti personali, avete sentito il calore ovviamente della sala di Cinema Zero, il primo pubblico che incontrate in questo cammino che vi auguriamo lungo per questo film, che sarà fra l'altro in programmazione da partire dal 2 di marzo in moltissime sale d'Italia. Domani avrà un'altra proiezione speciale a Gemona, un luogo ovviamente molto sensibile per il film, per la storia, e dopo magari sentiremo anche altre voci. Credo che l'applauso vada ovviamente, come aveva giustamente ricordato in introduzione Marco Caberlotto, anche all'ampia crew del film e a molte delle realtà che nel tempo sostengono il cinema
in Friuli Venezia Giulia e consentono di realizzare questo prodotto che sta proprio al confine, fra l'altro, fra la vostra produzione veneta e il Friuli Venezia Giulia. Bene, è il vostro momento, adesso vorremmo sapere qualcosa di più, in particolare da te, Federico Savonito. Volevo sapere, è una storia che a livello biografico non ti poteva coinvolgere direttamente per ragioni di nascita, l'hai detto anche prima, però ha una relazione importante con la tua vita e hai anche avuto, come molti di noi di queste terre, qualcosa che è cambiato con questo e un senso, credo, anche di responsabilità nell'affrontare questa storia che ti appartiene ma non ti è appartenuta storicamente proprio per averla vissuta direttamente. Com'è andata? Intanto ti ringrazio per aver parlato finora, perché sarei stato troppo emozionato subito dopo la fine. Partiamo da questo, dal fatto che non mi riguarda per motivi di nascita, ma fino a un certo punto, perché i miei genitori sono qua presenti, mi emoziona anche questo, e loro si erano sposati già nel 74, secondo me erano pronti ad avere un figlio, invece sono nato forse anche per via del terremoto un po' dopo, perché comunque mio padre era originario di Buia, uno dei paesi più colpiti, e quindi mi riguardava, ma sono cose di cui ti rendi conto dopo un po', ti rendi conto mentre stai lavorando ad un film del genere, no? Man mano che entri nelle storie, che senti raccontare, che vivi, che vedi attraverso i materiali di repertorio, e quindi quello che era per me un paesaggio naturale, no? Cioè, per Venzone sono passato 1000 volte, e anche sentendo raccontare da loro, dai miei genitori, che c'era, no? Che c'era fin da bambino, no? Che c'erano queste pietre che erano state numerate, messe esattamente dove erano, cioè quella storia io la sapevo da sempre, però quando ti ritrovi a viverla, non so come dire, anche il paesaggio assume un'altra forma, e quindi per me fare questo film è stato un po' rivivere questo grande trauma, questa tragedia, e quello che ho cercato di fare nel film è stato di far vivere, di far entrare nell'esperienza, proprio, che secondo me è quello che dovrebbe fare il cinema, no? Anche se è un film, un documentario, di interviste, eccetera, ho cercato di far entrare chi guardava questo film nella realtà, che appunto è ambivalente. Cioè il film inizia con un fuoco, no? Il fuoco che è il luogo del racconto, è il luogo attorno a cui ci si raduna per sentire le storie, per narrarle da sempre, è il luogo, è l'elemento che ci ha permesso di evolverci come razza umana, perché grazie al fuoco abbiamo iniziato a cucinare la carne, abbiamo iniziato a fare un sacco di cose. Però è anche motore di tragedie, no? Ci può essere un incendio, quindi è pericoloso anche il fuoco. E questo è anche un po' l'Orcolat, secondo me, no? Nel senso che prima di tutto ha provocato una tragedia, ma nel film volevo raccontare anche come era stato pure motore di rinascita, di qualcosa di nuovo. Ti chiedo questa cosa, se anche nella scrittura del film, questo percorso anche di immaginare questa forza, che è una forza che poi in molti luoghi della Terra che sono soggetti a fenomeni sismici, in qualche modo viene visualizzata, no? Con una creatura immanente, qualcosa che sta appunto nelle viscere, eccetera. Questa idea, fin proprio dai primi momenti di scrittura, era cerchiamo di dare anche una riflessione sul mito, sulla storia che possa appartenere a tutti, perché immagino che sia stato anche difficile mettere in fila tutti i materiali d'archivio, dialogare, oppure è una cosa che è apparsa all'improvviso dicendo no, questa è una delle chiavi, abbiamo bisogno di un mostro che stia sotto, che renda la storia appartenente a tutti a distanza anche di tempo. No, devo dire che è nata proprio da subito, cioè appena con Marco abbiamo iniziato a parlare di questo film, l'idea di inserire quello che all'inizio avevo chiamato Orculat, per via di un libricino che era stato prodotto a Gemona in quegli anni, con l'aiuto anche di fondi svizzeri, di emigranti friulani in Svizzera che erano tornati, avevano aiutato già da subito a trovare un modo per narrare quella tragedia, no? Era stato pubblicato questo libricino che si chiamava Orculat, dove c'erano una serie di poesie, di cui una era di un poeta mio conterraneo, Agnul Dispere, su cui tra l'altro stavo facendo un altro progetto che forse prima o poi andrà in porto. E quindi da questa poesia raccolta nel libro Orculat ho pensato che lì c'era la chiave per fare una storia, per raccontare insomma in modo mitologico, come dici tu giustamente. Poi il film anche lì cerca di essere sempre ambivalente, c'è la mitologia ma c'è anche la scienza, no? Certo. È fondamentale
il tempo presente del racconto del centro di ricerche sismologiche, per esempio, no? Delle persone che giorno dopo giorno si occupano della prevenzione, cioè più che della prevenzione, insomma, della raccolta dati e della immediatezza dell'eventuale soccorso che potrebbe dover arrivare da un momento all'altro, ecco. Sì, ho trovato, magari ci torniamo fra un attimo, ho trovato anche molto originale proprio questo movimento oscillatorio che è in tutta la storia, perché è una storia che ovviamente riguarda molti di noi, ci sono testimonianze contemporanee, c'è qualcosa di mitologico, c'è una presenza molto forte narrativa come quella di Bruno Pizzo, dopo ne parleremo anche ovviamente. Chiedo però una cosa a... Sì. Sì. Scusate. Sì, esatto. Prima non abbiamo citato Adriano Scodellaro, che è il narratore iniziale della leggenda, colui che ha letto la leggenda dell'Orcolata, appunto. Approfitto anche della presenza di Marco Caberlotto come produttore, ci sono molti materiali d'archivio, come è andata, come avete assemblato? Credo che si debba fare anche qualche ringraziamento. No? Assolutamente sì, allora buona parte del materiale d'archivio arriva dalla Cineteca del Friuli, buona parte non è materiale inedito, c'è anche del materiale inedito, magari su questo se vuoi aggiungere dopo tu, c'è moltissimo materiale della RAI, delle teche RAI, quindi il lavoro certosino è stato fatto da Federico in scrittura e poi in revisione della scrittura passo dopo passo anche con Elia, poi montando, perché chiaramente è un film che si scrive, si dà una prima traccia, ma poi in montaggio chiaramente lo si va non solo a rifinire, proprio anche a riscrivere a quel punto, e quindi è stato fatto un lavoro molto 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 certosino e credo che si percepisca, insomma, cioè, una mole di materiali tra loro anche diversi. Deborah sa bene cosa è significato cercare per la direttrice della fotografia chiaramente doveva dare in color un equilibrio a tutte queste immagini tra loro molto diverse, la presenza di immagini molto diverse chiaramente complica il lavoro di color correction. Sta a voi, spero, dire se è funzionato il lavoro, in caso prendetevela con Deborah, noi non c'entriamo niente. No, anzi credo che questa cosa si veda bene a schermo, perché molti dei materiali, alcune delle immagini avete fatto bene, ovviamente se le hai montato, sono anche un vissuto visivo, perché noi abbiamo vissuto il terremoto anche con racconti di immagini. È la prima volta forse che le vediamo in questa intensità, anche perché la tecnologia oggi consente di restituire grande qualità immagini anche di allora. Ricordo fra l'altro che questo è anche un legame che abbiamo noi con la Cineteca del Friuli, che parte della storia cinematografica del Friuli Venezia Giulia, nasce proprio anche grazie all'attività proprio di Piera Patat, di Levio Jacobo nelle tendopoli, portando pellicole fisicamente, da cui poi è una lunga storia, ma insomma arriva fino alle nostre giornate del cinema muto e a Pordenone. Approfitterei delle molte presenze in sala, ce n'è una pordenonese di ruolo anche all'interno del film, perché è anche una presenza grafica e musicale, per cui chiamerei accanto a noi Davide Toffolo, che è qua in prima fila. Grazie Davide di essere con noi. Grazie. Non sono l'Orcolat. Giustamente, però, coi 3 allegri ragazzi morti. Non sono l'Orcolat, però ho capito forse di più da dove arrivano alcune cose mie, perché io effettivamente il terremoto l'ho vissuto da bambino, avevo 10 anni, quando abbiamo deciso con Federico dove fare l'intervista, l'abbiamo fatta nel prato dove ci sono state le tende, dove ho vissuto con la mia famiglia dal giorno del terremoto, dalla settimana dopo il terremoto fino a quando è arrivato l'inverno praticamente, cosa che è una memoria comune. Allora Pordenone non è stato proprio il luogo dei disastri, però tutti noi, quelli che ci sono e si ricordano, abbiamo abitato in una specie di comunità diffusa sul prato per un periodo molto lungo ed è stato un momento molto molto speciale, sia nel dramma, io lo vivevo nella faccia dei miei genitori, dei miei nonni, no? Che dicevano oggi torniamo a dormire in casa, no, domani, poi arrivava la scossa, poi tornavano, no, sì, no, sì, no, e insomma alla fine siamo rimasti lì per tanto tempo, e anche nell'idea che effettivamente il terremoto in qualche modo produce anche la possibilità di una dimensione comunitaria e anche la possibilità di un'idea di un dopo. Difatti poi alla fine io sono anche diventato un reduce dei terremoti,
scusami se parlo così dritto, ma devo andare via, poi vi dico perché. Sono un reduce di terremoti, nel senso che altre persone che ho conosciuto hanno vissuto terremoti successivi a quello del Friuli, e in qualche modo io ho raccontato a loro quello che era successo da noi, dicendo: guarda, ok, è vero, è drammatica, la situazione è drammatica, ma il terremoto può produrre anche altre energie. E adesso difatti mi tocca andare via, perché vado al Cinema Don Bosco, dove ci sarà un altro film su un gruppo che si chiama Rulli Frulli, che è un gruppo nato proprio durante il terremoto in Emilia, che raccoglie le energie, è nato raccogliendo le energie comunitarie attorno a un gruppo di persone con disabilità di diversi tipi, e hanno trasformato questo in un esperimento, anzi in una modalità di incontro veramente incredibile. Perciò, se non vedete anche lo vedete anche la seconda volta, siete voi gli stessi di... Ah, non sono gli stessi. È già pieno. Vorrebbero, ma è già pieno. Ah, ok. Vabbè, non siete gli stessi. Vabbè, se non siete gli stessi e avete voglia di passare di lì, vedete un'altra delle cose che sono nate effettivamente su un altro terremoto, che è quello dell'Emilia di relativamente pochi anni fa. Boh, dai, ho detto troppo. Grazie. Non sono grazie io comunque, però riconosco la forza e l'importanza della ricostruzione attraverso la costruzione di un immaginario, che penso che sia stata l'invenzione iniziale, come ha raccontato Federico, è anche quella più bella. Poi ci sarebbe da parlare delle musiche, di Comisso, che è meraviglioso, spero che sia arrivato, ma non sarò io. Non sarò io a raccontarvelo. Mi tocca andare perché devo andare a fare le prove. Grazie di essere stato con noi, Davide. Grazie per questa emozionantissima prima e in bocca al lupo per quello che sarà. Una linea interessante, peraltro, che c'è nel vostro film, e che speriamo ovviamente sia parte anche delle celebrazioni che ci saranno quest'anno, che sia quella anche di parlare proprio della parte rigenerativa. Il famoso modello Friuli non è stato solamente la ricostruzione, ma è stato anche qualcosa che poi è andato molto molto oltre, come raccontate bene nel film. È il vostro momento per delle domande, per cui dovrebbe esserci un microfono in sala, per cui valgono ovviamente anche le impressioni. Vi chiedo la gentilezza, magari meno ricordi personali, se li avete, giusto per sentire loro riguardo al film, ma ovviamente sono ben accette anche testimonianze. Vediamo chi rompe il ghiaccio, se c'è qualche mano alzata. Qua in prima fila, qua posso fare io. Ecco, io volevo solo ringraziare, perché l'ho vissuto, avevo 14 anni, molto toccante e molto bello. Grazie. Grazie. Grazie mille. Vai. Cioè, giusto per sciogliere, magari nel frattempo qualcuno se ha dubbi o domande che vuole tirare fuori, ben vengano. Insomma, non è un caso che abbiamo voluto dedicare il film a Bruno Pizzul. Insomma, è mancato più o meno un anno fa. Con noi è stato di una gentilezza e di una generosità clamorosa, generosissimo proprio, e tutta la sua famiglia, quindi ci tenevo a ricordarlo, perché insomma, e anche oggi sarebbe il compleanno di Dino Zoff, quindi insomma abbiamo incastrato una serie di anniversari. Facciamo un applauso a Bruno soprattutto, credo che questo sia importante. È stato la voce degli italiani, soprattutto per lo sport, per il nostro territorio ha significato molto. È mancato l'8 marzo dell'anno scorso, tra l'altro nato a marzo del 1938, per cui per quelle strane coincidenze della vita si infilano una serie di ricorrenze. Non siate timidi, Qua siamo, fra l'altro, spesso quando presento gli ospiti di qua a Cinema Zero non c'è mai una prima domanda, e dico vabbè, ma sono friulani, dico agli ospiti, ma voi, a te non, insomma, lo sai come sono i friulani, quindi adesso possiamo... Comunque posso continuare a rompere, cioè, però alzate la mano, che io vi vedo. Ci tenevo a dire una cosa che riguarda sia qualcosa che mi ha insegnato Bruno Pizzul che qualcosa che mi ha insegnato Davide Toffolo, che ha parlato poco fa, perché secondo me quando si fanno i film è bello esplorare, no? Tu prima mi hai fatto questa domanda sull'Orcolat, se era già all'inizio. Era già all'inizio, però era una figura da esplorare. Infatti tutte le domande non sono fatte a tesi per arrivare a una descrizione dell'Orcolat che già conoscevo, no? E una cosa che mi ha insegnato sia Bruno Pizzul che Davide Toffolo è che l'Orcolat in fondo è una figura
attraverso cui si può vedere l'altro. Cioè Bruno Pizzo parla degli umani che non sono tanto gentili con lui, in fondo, che sono loro a non essere gentili con lui, no? Quindi fa un capovolgimento, si mette nei panni dell'orco. Se noi fossimo l'orco, come cavolo faremmo ad andare avanti? Sembra una cavolata, lo dico col sorriso parlando di una tragedia, quindi forse non è neanche... Però secondo me questo è stato un elemento molto importante del film, che è stato tutto basato molto sull'ascolto, ecco, ascolto tra produttori, regista, l'ascolto con Lorenzo Commisso che ha citato prima Davide, con cui siamo riusciti a trovare un'amalgama che non era solo il tentativo di dare una forma sonora all'orco, ma anche proprio un ragionamento complessivo. Insomma, sono stati tutti coinvolti, anche Eric Guerino Nardin, che è lì, che ha contribuito a sua volta a creare il suono dell'orco, è intervenuto in qualche modo nel lavoro creativo. Quindi insomma ci tenevo a dire questo, è stato un lavoro di ricerca molto collettivo, ecco. Una domanda, in realtà un ringraziamento, perché chiaramente, vista l'età, l'ho vissuto bene anch'io. Poi un'altra considerazione è: può portarlo in tutta Italia, perché tanti militari, noi ne abbiamo avuti tanti sono stati presenti per la ricostruzione, per la pulizia, eccetera, quindi penso che possa essere visto in tutta Italia tranquillamente. E una curiosità mia personale: un cimitero bellissimo dove c'era la vostra fotografa, sì, o comunque la fotografa intervistata. Dov'è quel cimitero? Ravascletto. Ravascletto, sì. Ecco, grazie. Prego. Scusate, grazie. Risposta un po' breve. No, credo che il film, fra l'altro è stato ricordato qualcuno che ha detto Ulrika da Pozzo, insomma molte figure che sono all'interno del film, che è un pregio della vostra ricerca, riguardano anche un tessuto culturale legato a persone, insomma, di fama legate al nostro territorio. E rispondendo anche alla domanda della signora, il film effettivamente sta avendo, e queste sono le prime, il cosiddetto booking, no, prenotazione del film in varie sale d'Italia, ha un impatto, perché è stato un fenomeno che comunque ha significato molto per l'intero panorama italiano, per cui ovviamente poi ci dirai quante sono le sale in questo momento e quelle che, insomma, e come andrà anche su questa cosa. Allora, di sale confermate siamo sulla quarantina, ecco. Però se ne aggiungeranno, sono abbastanza... non vorrei essere troppo scaramantico, posso essere un po' ottimista, insomma. E la cosa positiva è che si possano anche tante persone riconoscere nel film, e quindi insomma ci auguriamo che funzioni anche all'estero, ma stiamo già ricevendo delle richieste, quindi insomma ben volentieri. C'era Tullio Avoledo che voleva dire una cosa. A questo punto facciamolo venire qua, visto che è uno dei grandi pordenonesi presenti nel film. Scusate. No, io devo ringraziarti, perché io ti ho detto prima che sei un poeta, secondo me, perché hai saputo trovare il modo di unire le testimonianze filmate in una rapsodia, direi, qualcosa di lirico. Ma mi ha colpito un'altra cosa, e credo che ognuno di noi prima di venire qui abbia acceso il telegiornale, abbia visto le immagini di altre rovine. Io credo che una cosa da cui noi friulani siamo stati vaccinati è la gioia del vedere le rovine. Qui l'orcolata era la natura, adesso abbiamo degli orchi che si muovono sulla terra e dissano le case. Cioè chiunque abbia vissuto una notte in tenda, chiunque abbia sentito la terra tremare sotto i piedi, non può gioire di quelle immagini. E credo che che questo documentario, che era preceduto non a caso da dei procedimenti, da dei trailer di documentari su scene di guerra attuali, debba insegnarci una cosa che il terremoto secondo me ci ha insegnato, ed è l'empatia e la collaborazione e guarire, e la cura. E la cura che ci vuole per ricostruire qualcosa è infinitamente maggiore di quella che ci vuole per conservare la pace, le case, la convivenza tra gli esseri umani. Quindi io ti ringrazio per avermi fatto vedere le macerie da cui siamo usciti e la fatica che è costata uscirne. Quindi grazie a chiunque uscendo da qui ne tragga anche un elemento di compassione nei confronti di chi non vuol vivere nelle tende, non vuol vivere sotto le macerie, sotto le bombe. Grazie quindi. Grazie a te. Grazie mille.
Grazie a Tullio Voledo per questa testimonianza che attualizza il film, che effettivamente è un ritratto appunto di rigenerazione che serve per riflettere in maniera anche molto più larga. Questo è anche l'invito poi comunicativo che vi faccio a presentare il film come non solamente un ritratto del terremoto del Friuli, ma insomma in qualche modo qualcosa che parla di noi e il nostro dialogo con le tragedie che fanno parte ovviamente della vita. Ci sono altre domande, curiosità, pareri? È ora o mai più? No, non così tragico, però approfittate. Se no facciamo venire un po' di truppe, se ne sono, sì, ci sono domande. È ovviamente un momento di festa, per cui direi che possiamo anche avviarci alla chiusura, magari invitando alcune delle persone che hanno lavorato con voi. A voi invitarle, perché se dimentichiamo qualcuno, poi no, scherzo. Allora, iniziamo da Deborah Vrizzi, che è qua davanti, Elia Risato, sì. Lorenzo Commisso, poi c'è lì. Adriano, non so se vuole venire. Poi Venite, c'è, Eric. vedo Chiara Scaini lassù, se vuole venire. Non è obbligatorio, ragazzi. Anna. Accomodatevi. Anna, che non abbiamo citato prima per l'importanza che ha avuto nel reperimento di materiali di repertorio. Eric Guerrino, eccolo qua. Forse siamo tutti. Vabbè. Non c'è Adriano? Che c'è? Bene. Questa è una parte della squadra, insomma sono quasi tutti gli elementi più importanti, manca qualcuno, ma insomma. Senti Federico, approfitto a nome di tutti, qua, spero di parlare a nome di tutto il cast, il cinema e anche il cinema documentario che tu pratichi da tantissimo è un atto collettivo, è così? Sì, assolutamente. È un atto collettivo, poi dipende, ci sono anche film che giri da solo, con la camera, registri l'audio, può succedere che fai un film anche completamente da solo, per carità, e magari riesci a esprimerti anche in modo molto intimo, però sicuramente quando riesce a essere un lavoro collettivo è molto di più gioioso, insomma, è molto più bello confrontarsi con gli altri, conoscere cose, è sicuramente un valore aggiunto, cioè non c'è dubbio su questo, sì. Per esempio si dice sempre per il documentario, ecco, mi piace citare per esempio il Fly on the Wall di un grande documentarista morto da poco, Friedrich Waismann, un grandissimo, che lui era un avvocato che a un certo punto si è trovato con una camera in mano ed è riuscito a inventare uno stile, insomma, eccetera, no? E spesso si pensa che per poter essere invisibili davanti all'altro è meglio essere da soli, è meglio, no, eccetera. Invece io credo che quando si lavora ad un documentario è bello mostrarsi in tutto ciò che si è, avere un patto chiaro con chi si filma, e quindi quando il patto è veramente chiaro ti puoi portare anche 10 persone dietro, non è un problema, perché non ci sono infingimenti, è tutto reale, no? Quindi sì, viva la collettività, il lavoro collettivo. No. Grazie, chiudo ricordando un piccolo appuntamento, arriva la ricorrenza della giornata internazionale dei diritti della donna, l'8 marzo, il prossimo giovedì abbiamo un film che si chiama The Life That Remains, avete visto il trailer, ci saranno 3 donne che intervengono in testa al film, in presenza qua, una iraniana, una palestinese e un'israeliana, a testimoniare che la pace e il dialogo è possibile, e col documentario, che è un piccolo motto che portiamo con noi a Pordenone Docs Fest, forse un po' naif, qualcosina del mondo speriamo di cambiarlo. Un grande applauso a tutta la troupe di Orcolat, grazie di essere stati con noi. Grazie. Grazie mille.